Allora, eccoci tornati in studio, ultima parte della nostra trasmissione, questa puntata di TV7 Match è dedicata appunto all'esito delle elezioni americane. Allora, prima della pausa pubblicitaria si diceva ci sono state delle manovre, tra virgolette, nell'ultimo periodo da parte di Trump, in particolare questo cambio del direttore, del responsabile del servizio postale, che ovviamente avrà avuto sicuramente il suo, come dire, la sua influenza su quello che è stato il funzionamento del servizio Auriasina. Certo, ma anche questo rientra in una strategia che Trump si era preparato da tempo, nel senso che lui ha martellato per mesi nei comizi dicendo di non fidarsi del voto per posta, dicendo che quello avrebbe forzato il voto, e così di fatto ha creato una situazione per cui l'impressione è che effettivamente sia andata così, nel senso che ha disincentivato la parte repubblicana a utilizzare il voto per posta, e infatti la gran parte dei repubblicani hanno votato andando al voto, e di fatto quindi il voto per posta è diventato quasi esclusivamente democratico. In più, come è stato detto anche precedentemente, il voto per posta è stato in alcuni stati tenuto separato dal voto appunto quello classico elettorale, e quindi sembrava effettivamente un miraggio, quasi il fatto che arrivassero una tra virgolette paccata di voti per Biden e che desse effettivamente l'impressione di qualcosa che non fosse esattamente nella norma, perché appunto quando si ha un voto magari su un 100% e se ne hanno 90 totalmente pro una parte, ovviamente è più facile creare dei dubbi, delle insinuazioni rispetto ad altri, però effettivamente questo era presumibilmente anche l'obiettivo, appunto, lavorando per mesi su una delegittimazione di una eventuale sconfitta subita. Quindi era un terreno che si è preparato per lungo tempo, diciamo, ecco. Certo, allora, però, prego. Attenzione, il signor Trump è un maestro nei tarocchi, non solo negli affari, ma anche nel voto. Tant'è che vediamo, ne parliamo tra un attimo, che la Russia sta ancora aspettando se vincerà il suo pupillo o se vince l'altro, dovrà invertire la politica e forse si sentirà un po' emarginata dagli Stati Uniti, ma diciamo che gli americani guardano ai soldi prima di guardare alla simpatia. Quindi Trump si è tutelato dicendo che sono tutte taroccate. Perché? Perché uno che sa come è arrivato al potere spiazzando la sua avversaria con l'aiuto dei sovietici, dei russi, chiaramente ha dei grossi dubbi. Attraverso la sua, diciamo, politica di questi 4 anni non è che è passato a favore degli americani, è passato al contrario, ed è nata il grande scontro, che peraltro gli americani hanno accettato volentieri, e tutti si sono battuti perché a questo punto diventa non più una questione politica, ma diventa una questione di tifoseria. Voto per questo piuttosto che l'altro, monta una panna, e quindi questo fa parte della democrazia, ma è un sottolivello democratico. Questo vuol dire lavorare di pancia. Abbiamo poi dall'altra parte i tarocchi che potrebbero essere successi alle poste, perché chiaramente è un privato che gestisce le poste, e quindi diciamo che in questo momento Trump ha messo le mani avanti, poi vedremo. Ed giustamente, come diceva lei all'inizio, avvocato, si sta tutelando per il dopo presidenza, che comunque succederebbe ugualmente tra 4 anni se lui fosse votato, dovrà rispondere al governo degli Stati Uniti se ha commesso delle cose improprie, dovrà rendere conto, e negli Stati Uniti quando uno evade il fisco è meglio che spari gli danno meno anni se spara al giudice che lo giudica, insomma, ecco.
Allora, andiamo. Andiamo a vedere, andiamo a sentire qual è la posizione russa, una posizione attendista, vediamo. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha previsto che la politica estera degli Stati Uniti sotto Joe Biden nel caso di un insediamento sarà simile a quella vista sotto il presidente Barack Obama, in particolare sull'Iran e il cambiamento climatico. Si tratta del primo riconoscimento, per quanto prudente, della vittoria di Biden da parte di Mosca. Il Cremlino ha detto lunedì che aspetterà i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali statunitensi prima di commentare il suo esito e di aver preso atto dell'annuncio da parte di Donald Trump di contestazioni legali relative al voto. Ecco, insomma, quindi Morosina. Ma io credo che la politica estera della Russia, di Putin, sia una politica estera ragionata, è cresciuto di credibilità, è molto abile, ha saputo gestire crisi difficilissime come quella della Crimea con atti militari che hanno avuto una elaborazione e attuazione pratica rapida, incruenta, di forza. Se noi andiamo a vedere il caso della Crimea è un caso da studiare, credo, no? Io mi ricordo i militari di cui i cittadini non sapevano se la divisa era dell'esercito americano o dell'esercito locale, quindi un'azione. È geniale l'uomo sul piano militare e sul piano politico, d'altronde è amato in patria nonostante tutti i peccati che ha e sappiamo. In politica estera credo che non sia da meno e quindi ha tutto l'interesse a rispettare i tempi della proclamazione. Quindi lui formalmente dice quando il percorso, il processo di elezione sarà concluso, e sappiamo che è il 14 di dicembre, in quel giorno, quando i grandi elettori diranno, tra l'altro con la sorpresa di cui nel bel servizio che avete fatto avete accennato, 7 elettori grandi elettori che non hanno, se Trump dovesse avere l'assegnazione degli ultimi 2 stati incerti, porta a casa 30 voti, arriva a 2,60. Voi capite che se per caso ci fossero, e teniamo presente che Trump ha trascinato il voto, perché avevamo il rinnovo di 1/3 del Senato e dell'intera Camera dei Rappresentanti, ha trascinato il voto repubblicano ottenendo molti seggi che anche in collegi elettorali dove non si pensava di raggiungere quel risultato. Quindi bene o male il Partito Repubblicano, che lui ha utilizzato strumentalmente fin dall'inizio, adesso anche chi non voleva gli deve essere riconoscente, perché ha creato una realtà che nessuno si aspettava. Quindi nel contempo, sempre sui giornali di oggi più importanti, ho letto un paio di articoli, lui ha creato all'interno del Partito Democratico c'è una contrapposizione tra l'ala più moderata e l'ala più progressista che è già venuta alla ribalta, perché molti molti candidati al Congresso, alla Camera dei Rappresentanti, non sono stati eletti per poco, ma non ce l'hanno fatta in seggi che davano per scontati e tranquilli. Quindi, e anche sulle linee politiche che ormai sono all'interno del Partito Democratico arcinoti, perché Biden ha una storia, era senatore quando aveva 27 anni, quindi ormai è una vita dedicata, alla politica. Che Biden a una certa età, ha quasi 80 anni, 77, quindi anche questo mette in moto tutta una serie di meccanismi per cui al 2024 gli scenari possono modificarsi, per cui è un movimentismo a tutto campo, sia all'interno dell'area repubblicana sia all'interno dell'area del Partito Democratico, ed è tutto da vedere. Però stiamo tranquilli che in America non scherzano, non possono mettere in gioco la loro economia con un trascinamento oltre il 14. Il 14 si acquieterà tutto quanto e non ci saranno i pericoli paventati. Trump farà ancora qualche sua uscita come abbiamo visto in questi 4 anni, ma sicuramente non andrà a mettere in pericolo né la sicurezza né l'economia né gli equilibri sui quali ha lavorato in questi 4 anni, in modo anche stravagante ma non stupido. La trattativa con la Corea sembrava che schiacciasse l'arma micidiale, no, atomica di guerra, e invece poi ha solo minacciato. È uno che ha roboanti toni e poi da imprenditore conclusioni che guardano ai soldi, all'economia, all'utile, e quindi in questo senso gli americani sono
La cosa invece, e concludo, più delicata è aver mosso un populismo armato, le milizie, che quello potrebbe non essere in grado di guidarlo. E in una società, qui c'è anche sociologo e professore che possono esprimere meglio di me un'opinione, che è già tormentata da divisioni interne, questo è un tema che né Trump né Biden saranno in grado di controllare. Se teniamo conto del problema sanitario, io sono stato negli Stati Uniti ancora parecchi anni fa, e mi ricordo, racconto questo aneddoto, se mi consente 30 secondi, c'era la guida che pontificava, no? Siamo andati con gli avvocati e i magistrati di Venezia, e nella sua grandezza si sentiva onnipotente, disse: chiedetemi qualsiasi cosa e a New York, in America, io ve la trovo. Caspita. E quando finisce di dire questo, no? Uno gli ha detto una stupidaggine, no? dei sciamani, ha detto sì, c'è anche quello, e io vedo un edificio abbastanza grande con dei vetri rotti e dei soggetti con dei camici bianchi dietro. Scusi, dico, che cosa c'è là dentro? Allora l'arrogante quasi, no? La gonfiata conduttrice dice: beh, quello è in America, voi sapete com'è la sanità, quello è l'ospedale dei poveri, coi vetri rotti e una condizione di degrado anche all'entrata. Questa è la realtà dell'America, è lo Stato federale delle contraddizioni, dove tutto può improvvisamente aprirsi e tutto improvvisamente dipende dai soldi. I soldi, bravo professore. Basta. I soldi, conta i schei. Il problema, come diceva il nostro economista, che è in linea con noi, che soldi saranno i prossimi. Siamo partiti da dei soldi concreti con la base aurea, siamo finiti con soldi virtuali, ma vincerà chi ha il software migliore. E qui naturalmente i cinesi faranno scuola. 5G? Esiste proprio già, la capacità di manipolare il denaro, perché il concetto di denaro cambierà completamente. Noi abbiamo sempre il concetto che quella cifra corrisponde a una valuta, invece il concetto di denaro sarà tutto un altro, giusto? De Franceschi. Esatto, proprio come ha detto lei, ma purtroppo quello che voglio ribadire è che in Cina esiste già il software, esistono già le transazioni che sono totalmente digitali, non si paga più con la moneta dello Stato, si paga con qualunque tipo di moneta. Se pensate che hanno messo su un sistema che è l'equivalente del nostro WhatsApp per andare a pagare qualunque tipo di necessità, sono già in questa dimensione, ed è questo il pericolo. Il pericolo è quello di avere un soggetto privato che entra nelle economie di ognuno di noi, che decide lui cosa vuole stampare, come vuole utilizzare il nostro denaro, cioè le nostre ricchezze, decidendo lui qual è il rapporto di conversione. È una cosa importantissima questa qui, e in questi anni si andrà a consolidare questo concetto. Le normative europee e le normative anche nazionali si stanno mutando, stanno cambiando questo tipo di gestione. Si basti pensare che nel nostro piccolo noi stiamo chi garantisce questo denaro? Il valore del denaro, di questa valuta che è in rete, e eventualmente la solvibilità di questa valuta. Non ho capito la domanda, cioè se mi può ripetere se era una domanda. Sì, cioè la valuta, come faccio a stabilire il valore di questa moneta? Chi è la garanzia che questa moneta valga quello che viene valutato in rete, ed eventualmente nel caso di pagamento chi è che garantisce che questo meccanismo, non il meccanismo generale, ma chi gestisce questa moneta singola sarà in grado poi di adempiere, o chiude tutto e se ne va? Chi è che sarà tracciabile questa valuta poi, e chi ha generato la valuta? Ed è questo uno dei temi che abbiamo visto benissimo con quelli che è il Bitcoin, ma la cosa fondamentale è il potere indiretto che genera il detentore di queste valute, cioè non è più che sono a gestione di uno Stato che ha regolamentato, ma possono essere gestite da privati. Il caso di Libra e Facebook, Zuckerman è proprio palesiano, cioè
è evidente, quindi voglio dire, queste sono delle situazioni che noi non è che possiamo voltare la testa e guardare altrove, dobbiamo stare molto attenti, e se alla spalla non c'è una, diciamo, una soluzione forte che va, come dice lei, ed ha perfettamente ragione, a sindacare chi gestisce, cioè il controvalore da che cosa è dato, cioè realmente noi ci troveremo in delle bolle che genereranno ancora maggior valore o plusvalore nelle mani dei soliti noti che diciamo, al vertice della nostra piramide economica dirigono e governano quelle che sono le attività di tutti quanti noi. Questo è il tema. Non so se si riusciamo a vedere, volevo far vedere quel discorso che dicevo prima della Cina e l'impatto della Cina. Non so se si vede a video, se si può vedere questo qui, eccolo qui. Vediamo. Questa qui è il rapporto che c'è tra Cina e Stati Uniti, e se voi vedete l'arancio è quello della Cina e il blu è quello degli Stati Uniti, la Cina sta surclassando gli Stati Uniti, quindi nel momento in cui tu gli apri le porte, cioè, non è che gli Stati Uniti si trovano in situazione che possono tanto decidere cosa vogliono fare, cioè subiranno quello che la Cina, il potere finanziario ed economico, e soprattutto dematerializzazione con la dematerializzazione del denaro, ancora di più è vero questo schema che arriva dall'Istituto Superiore degli studi di politica internazionale. Cioè, voglio dire, il problema è veramente importante, cioè il discorso adesso che ci sono queste elezioni, secondo me è da tenere in considerazione. L'avvocato ha detto bene che la sanità è ridotta in una certa maniera in America, ma io sono sempre scettico sul fatto che se Obama non è riuscito nel suo mandato ed era acclamato da tutti a risolvere il problema sanitario, non è che Biden ci riesce. Ecco, Biden si piegherà alle volontà degli altri. Questo è un altro aspetto che tra l'altro aveva accennato prima, no? In campagna elettorale, quando si deve essere eletti, ci sono tante promesse, poi effettivamente quanto si riesce a fare poi quando si è nel posto di comando, giustamente metteva in evidenza quello che da Obama ci si aspettava molto, poi alla fine non è arrivato quello che ci si aspettava, tanto che appunto... Ma diciamo che ovviamente più è alta l'asticella delle aspettative e più è facile deludere. Su Obama era effettivamente molto alta, anche perché diciamo, Obama viene eletto nel 2008, gli Stati Uniti venivano da due guerre, soprattutto quella irachena che è andata molto male, eravamo in piena crisi economica con lo scandalo subprime, per cui è chiaro che l'opinione pubblica americana, europea e mondiale su Obama aveva ribassato molte aspettative, e chiaramente in buona parte sono rimaste, se non deluse, parzialmente deluse, perché non tutto è riuscito a fare e non tutto lo ha fatto come si aspettava. È anche vero che fare una campagna elettorale oppure fare opposizione è molto più facile che governare, ovviamente. Nel momento in cui uno mette il piede e le mani nelle stenze dei bottoni, si cimenta con quella che è la responsabilità di governo e si rende conto che non tutto è attuabile, non tutto è realizzabile. Su questo credo che Biden sia avvantaggiato un po' perché, come dire, ha una fascinazione inferiore rispetto a Obama, un po' perché il clima è diverso attorno anche alla sua candidatura e al suo profilo. Tra l'altro lui ha già detto che in ogni caso farà un solo mandato, per cui non ha la prospettiva, come dire, se vogliamo anche ciclica che aveva Obama, per cui ha una tacca di diciamo un'asticella un po' più bassa rispetto a quella che Obama, e questo potrebbe aiutarlo. Lo aiuta secondo me anche il fatto che già all'inizio lui è partito con un taglio, come dire, di voler rassicurare anche quella parte di America che non ha votato per lui e che sa che probabilmente, non dico che provi un certo astio nei suoi confronti, però in alcuni casi nell'ala più radicale probabilmente del Partito Repubblicano e soprattutto tra i supporter di Trump, sì, per cui lui è partito dicendo
appunto aspettiamo l'esito del voto, ogni voto deve essere contato, lavorerò per l'unità, quindi dei toni molto pacati che, come dire, in un certo senso lo aiutano anche a distendere un po' gli animi. Su questo, a distendere il clima, secondo me aiuta anche il sistema americano, che nella sua astrusità consente di passare dall'adrenalina, dalla tensione del voto del 3 novembre al momento del giuramento del Presidente. Si arriva al 20 gennaio, in mezzo c'è la data del 14 dicembre con il voto dei grandi elettori, e quindi il tempo aiuta anche lì. Faccio un piccolo inciso, noi in Italia siamo abituati a riforme costituzionali, modifiche costituzionali, modifiche della legge elettorale. Negli Stati Uniti vanno avanti così da più di 2 secoli, e probabilmente, come diceva anche precedentemente l'avvocato qui in studio, anche in questo caso, per quanto Trump possa essere, come dire, esplosivo, insomma, gli Stati Uniti sapranno gestire questa situazione. Ecco, Morosini, c'è da dire anche che poi molto importante per, come dire, riuscire a fare quello che si promette in campagna elettorale sono anche gli equilibri che ci sono alla Camera e al Senato negli Stati Uniti. Assolutamente sì, come accennavo prima. Il fatto che i candidati repubblicani nei collegi per la Camera dei rappresentanti abbiano ottenuto un largo consenso, questo, dicono sempre gli analisti più attenti, obbligherà, soprattutto se riprende in mano l'Obamacare o altre riforme importanti, obbligherà Biden a trovare degli accordi con un'ala moderata del mondo dei repubblicani. Quindi Biden è un politico navigato, forse anche troppo, no? È quasi piatto, e quei soggetti là intimoriscono meno, ma probabilmente sono i più abili a creare i compromessi. È l'uomo del compromesso, quindi non si è scontrato con Trump neanche quando in campagna elettorale lo aggrediva. Trump gli diceva: Biden, sei un addormentato, sei uno che non capisce, lo aggrediva anche sul piano proprio delle qualità personali, dell'intelligenza, e lui sempre indifferente, no? Vuol dire che è un muro di gomma. Ma perché? Non perché si è sciocco, perché è un politico navigato. È uno che sa già che quelli sono così i colpi del momento, ma non lasciano segno. Quindi è un uomo che probabilmente ha già gli accordi anche con quell'area dei repubblicani, che lo ha già riconosciuto. Ci sono importanti figure di membri del Partito Repubblicano che hanno già detto che bisogna riconoscere la vittoria, quindi c'è già tutto un traffico, no? È vero che adesso Trump si è preso le sue soddisfazioni, impedisce che nel briefing che vi è sulle questioni di sicurezza, cose molto delicate, come quasi sempre avvenuto, il presidente eletto partecipi. Ma però è un'anatra zoppa, come dice qualcuno, sto parlando di Trump, perché in realtà dal momento delle elezioni lui ha soltanto i poteri di ordinaria amministrazione. È vero che ha già rinnovato, ha licenziato alcuni, ma sono gesti più che altro estemporanei, non incidono su quello che è l'assetto democratico di questa grande realtà che è quella degli Stati Uniti. Quindi io credo che c'è un riequilibrio dei poteri, il famoso check and balance, no? Che gli Stati Uniti hanno, e sono venuti a studiarli. Noi dicevamo nell'altra trasmissione a Venezia, per esempio, la durata delle cariche, è durata brevissima. Presidente 4 anni, ma i senatori 2 anni. 2 anni! Cioè, ci rendiamo, e poi col rinnovo di un terzo c'è le elezioni di mid-term, quindi voglio dire, è un meccanismo, e questo l'hanno imparato a Venezia, siamo orgogliosi. L'hanno imparato a Venezia, perché a Venezia c'era la contumacia della carica, si diceva, che vuol dire che quando tu hai finito quell'incarico non puoi ricandidarti, ed è stata un'eccezione per gli Stati Uniti prevedere il rinnovo di altri 4 anni del candidato presidente, perché anche tutte le altre cariche sono a termine. Quindi è un meccanismo, ripeto, quello dei check and balance americani, che si autodifende.
e poi essendo una potenza economica è l'economia stessa, il mondo delle imprese, di chi ha i gangli vitali della società, di chi produce, della ricchezza, che non consentirebbe a nessuno di fare stupidaggini. Quindi, e Trump, essendo un uomo di quell'apparato, non potrà mai smentire la sua storia, come diceva bene il professore. È un uomo che ha guardato ai soldi, all'interesse dell'America. L'ha anche detto, Make America first, no, o Make America great again, no? Facciamo ancora grande l'America, perché i soldi, l'interesse, e guardando l'interesse ha gestito la politica internazionale. Quindi tornerà a casa con il suo bel pass fiscale per evitare la galera, avrà la gratitudine dei repubblicani e alla fine l'America sarà come prima, quella che pensa ai propri affari, e noi saremo ancora alla porta a scodinzolare. Il Presidente comanda veramente? Comanda. Sì? O ci sono delle lobby più grandi del Presidente che impediscono certe Formalmente manovre? comanda lui, perché è capo dello Stato e anche capo del governo, ed è effettivamente, può bloccare le leggi, obbligare anche il Senato o la Camera dei rappresentanti a rivedere, ha un potere enorme. Quindi è il capo militare, il capo politico, il capo istituzionale, ha un potere pazzesco, per quello che qualcuno, soprattutto da noi dove abbiamo una democrazia più fragile, si spaventa, ma quella ha i suoi riequilibri, quella realtà dell'ordinamento americano ha i suoi riequilibri, ed è una cosa tutta da studiare ancora oggi, perché in realtà lo chiamano Stato federale, lo Stato confederale. Pensiamo alla totale autonomia assoluta che hanno gli Stati, no? Completamente, sono mondi diversi, anche quando tu vai là, passi da uno Stato all'altro, uno Stato rischi, se commetti un'infrazione, di prendere una sanzione amministrativa, una multina, in l'altro ti possono arrestare, ti portano in galera, nel processo immediato, cioè una cosa per noi sconosciuta. Quindi l'indipendenza veneta. Il contrappeso che ha la Corte Suprema, ad esempio. Professore, è là la soluzione, non ce ne sono altre. Sono venute a imparare da noi, quindi noi abbiamo ragione di pensare negli stessi termini. Dovremmo insegnare anche alle altre regioni come governavano. Assolutamente sì. C'erano cariche, i ciamadi, che duravano 3 mesi. Bravissimo. E non potevano parlare con nessuno. Avevano delle cariche che non potevano comunicare con nessuno, perché le loro decisioni erano talmente importanti e gravi che non potevano essere influenzati da nessuno. Dopo 3 mesi andavano a casa e non potevano essere più eletti. Professore, se c'era una carica da designare una persona, avessi potuto designare il dottor Trivellato, se poi il dottor Trivellato si comportava male, io rispondevo al pari suo, quindi oggi cose impensabili. Quindi fa bene a dirlo, io sono un indipendentista convinto per via istituzionale e democratica. Abbiamo insegnato al mondo cos'è la democrazia? Ma non indipendentista soltanto perché amiamo questa idea, eccetera. Perché è un'idea ampia, perché mondiale. Dobbiamo capire che cos'è stato il Veneto e Venezia e poi riprodurlo a livello italiano. Questa è la differenza, cioè vuol dire riprendere, ma non l'indipendenza solo perché stacco da Roma oppure faccio le cose mie. Riorganizziamo una regione, uno Stato come era una volta, che aveva dei principi per cui è rimasto 1200 anni e si è gestito. E quando uno dei doge non stava nelle regole, riuscivano anche a decapitarlo. Questo è non solo, ma con la decapitazione del doge la Repubblica diventava più forte. Assolutamente. Esattamente quello che sta succedendo adesso con Trump. Bella. Biasina voleva intervenire prima. Oltre al Parlamento e al Presidente degli Stati Uniti, ricordiamo anche il peso che ha la Corte Suprema negli Stati Uniti, che è un altro dei check and balance di cui va tenuto conto quando si guarda all'istituzione americana, e ricordiamo anche che alcuni componenti del governo che appunto assistono nei 4 anni il Presidente devono essere votati dal Parlamento. Di qui il problema, collegandoci a uno dei temi che è già stato citato questa sera, nell'area del Partito Democratico, che difficilmente i repubblicani potrebbero votare dei ministri dell'ala più radicale, e quindi ovviamente questo crea un problema a Biden in virtù del fatto che dovrà inevitabilmente, per ottenere anche i voti dell'ala moderata
dei repubblicani inserire dei nomi che vadano a incontrare esatto, e a scontentare una parte di chi invece l'ha sostenuto all'interno del suo partito. Ecco, per i telespettatori c'è da dire una cosa, che adesso in questo momento diciamo, la Corte Suprema è gestita dai repubblicani sì, alla grande, no? Però se va su Joe Biden può aumentare il numero degli appartenenti alla Corte Suprema e eleggerli lui, e quindi può ribaltare la situazione. Questo è il particolare che vedremo se lo applicherà o meno. No. Dubito. Certo, ecco, volevo un'ultima cosa da De Franceschi invece. Allora, prima abbiamo parlato, come dire, delle lobby, degli interessi che stanno dietro i presidenti. Dietro Joe Biden chi c'è? Guardi, non ho la più pallida idea, se lo sapessi farei qualche tipo di investimento, probabilmente ci sono le lobby che non hanno trovato spazio con Trump e come mi ripeto quello che ho detto prima, sono quelle che hanno bisogno di andare a delocalizzare diciamo all'estero, okay? Perché questa è la mia... la mia sensazione è questa, cioè lì la battaglia era tra mantenere un rigore interno e un nazionalismo permeante e aprire come era in precedenza con Obama, aprire l'economia per andare a sviluppare business all'estero. Chiaramente questo è creare praticamente un impoverimento nel territorio americano, quindi chi vuol fare questo ovviamente sponsorizza Biden e ci è riuscito, perché basta dire alla gente che gli dai 1000 posti di lavoro che dopo non li avrà mai, oppure che gli dai uno stipendio più alto o la sanità gratis, in America si sono presi una bella euforia. Io mi auguro tanto che porti a casa almeno 2 o 3 delle cose che ha promesso, perché tutti quanti noi avete detto questa sera tante cose su Trump e sul personaggio pittoresco siamo tutti d'accordo, però sulle linee politiche che aveva a programma io sinceramente ritrovo molte delle linee diciamo economiche e politiche italiane dove non le ritrovo con Biden, e questo è il concetto. Certo, grazie De Franceschi. Allora, Morosini, tra 4 anni i democratici candidano Kamala Harris? Ma può darsi, è una cosa interessante, è un personaggio presentato bene, è un personaggio giovane, motivato, di colore, quindi potrebbe emozionare la prima donna di colore che arriva alla vicepresidenza e anche alla presidenza ovviamente, e quindi potrebbe essere la vera novità. Gli Stati Uniti amano anche le novità. Se costruisce, se lavora bene in una certa direzione in questi 4 anni, è partita benissimo, ha il favore della stampa internazionale, delle lobby anche qui di certi poteri, quindi potrebbe essere la candidata, però la strada è ancora lunga. Bene, ci fermiamo qui allora per questa sera. Allora, ringrazio l'avvocato Alessio Morosini, Indipendenza Veneta, per essere stato qua con noi, grazie ad Alberto De Franceschi che è stato in collegamento, tributarista, economista, grazie anche a lei della partecipazione. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a lei e grazie a Jacopo Biasin, sociologo, della sua presenza. Allora noi ci fermiamo qui, per stanotte ci ritroviamo venerdì prossimo, come sempre alle 21, parleremo sicuramente del Covid e degli effetti sull'economia e su quello che sta comportando questa epidemia. Ricordiamo che proprio quest'oggi è cambiato il quadro ancora del nostro Paese, oltre 40.000 contagi, buona parte d'Italia è diventata tra il rosso e l'arancione, insomma le prospettive non sono facili. Ma sicuramente, ma a livello mondiale, per cui vedremo anche gli altri come si comportano. Certamente questa è una crisi, non ha precedenti, salvo la crisi del 29, gli effetti non sono prevedibili. Anche quelli del vaccino non sono prevedibili, perché bisogna vedere, e sulla questione del vaccino e dei farmaci apriremo la prossima volta un'altra particolare discussione, perché
c'è una casa farmaceutica che è stata condannata a pagare, non si capisce bene, 3 miliardi e mezzo o 5 miliardi per farmaci falsi, cioè farmaci che non solo non facevano nulla, ma addirittura erano negativi alla tipologia di patologia a cui venivano poi somministrati. Quindi questo dà quella interrogativo che molti si fanno: ma queste cattedre farmaceutiche fino a che punto puntano al denaro o fino a che punto puntano alla salute? È chiaro che la salute è una via per fare denaro, ma qual è il limite giusto, qual è la linea spartiacque dove le due cose si compensano giustamente e dove invece poi si esagera? E allora, siccome io sono io, diceva Alberto Sordi, voi non siete nessuno. E questa è la tipologia delle case farmaceutiche. Adesso questa corsa a un vaccino che normalmente, onestamente, ha una durata di circa 10 anni per tirar fuori un vaccino che abbia un minimo di credibilità, l'annunciare così e già venderlo, diciamo, come si vende in rete, cioè a parole, un vaccino testato non si sa come, lascia insomma dei dubbi notevoli. Dubbi notevoli vuol dire che abbiamo un mercato di miliardi di persone che ha assolutamente bisogno e a qualsiasi costo qualcuno è disposto anche a provare. Questo è l'interrogativo delle case farmaceutiche e ne parleremo la prossima volta. Bene, grazie allora, grazie ancora ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, buonanotte a tutti, venerdì prossimo alle 21 TV7 Match, vi aspettiamo.